Cari telespettatori, rieccoci insieme con i nostri ospiti, ve li ripresento. Ben ritornato dottor Giovanni Polato, che è coordinatore regionale dell'ANEIS, e ben ritornato anche il dottor Alberto Passeri, medico legale. Buongiorno. Allora, riprenderemo un po' il discorso della mala sanità. Innanzitutto per capire che cosa vuol dire mala sanità, quando si incappa nell'errore medico-sanitario, quando effettivamente c'è un elemento colposo, oppure si può ravvisare il dolo, insomma cosa può fare il cittadino, quali comportamenti tenere, quali avvertenze, quali attenzioni anche riportare. Poi naturalmente ci sono tanti altri aspetti annessi e connessi di cui abbiamo anche già parlato, ma li riprenderemo insieme. Allora, per inquadrare un po' la situazione, riprendere il riassunto delle puntate precedenti, dottor Polati, cominciamo un po' con lei. Cos'è la mala sanità in senso tecnico? Allora, buongiorno a tutti i telespettatori. Come abbiamo illustrato nel precedente incontro, si può parlare di mala sanità nel momento in cui il paziente non ha ricevuto cure appropriate. Quindi il termine cure non appropriate è il termine che più rispecchia il significato di quello che si definisce genericamente mala sanità. È importante e fondamentale nell'accertamento di queste situazioni che il parere in ordine al fatto che ci sia o non ci sia stata una condotta non appropriata da parte degli esercenti le professioni sanitarie, che ci sia un accertamento svolto da un medico legale. Quindi Quindi ci deve essere comunque, non è che... Il presupposto fondamentale è la verifica di tutta la documentazione, l'esecuzione della visita medico-legale si concluda con un accertamento e con una perizia che descriva in cosa è consistito l'errore da parte dei curanti. Questo serve principalmente intanto per dare, in via principale, per dare solidità alle pretese risarcitorie e alle contestazioni che si possono fare al medico, ma in secondo luogo anche ad evitare al paziente che lamenta di poter essere eventualmente oggetto di una denuncia per diffamazione, perché non si può mettere in dubbio la reputazione e la capacità professionale di un medico se non si è in possesso di una documentazione altrettanto tecnica, medica e medico-legale nello specifico. Detto questo, già l'altra volta abbiamo illustrato i vari profili della responsabilità che generalmente è riconducibile a condotte colpose, cosiddette colpose, che nel linguaggio giuridico significano riconducibili a comportamenti negligenti, imprudenti o poco tecnicamente qualificati. Imprudenza, illustravamo l'altra volta, è la condotta di chi compie degli atti che è consapevole di non avere i requisiti, di non avere la capacità, la sicura capacità di poterli svolgere. Che ne so, un dermatologo che si mette a illustrare una questione di carattere cardiologico. È negligenza quando ci sono condotte e comportamenti ispirati a leggerezza, sciatteria, disinteresse, poca attenzione, menefreghismo, se vogliamo usare anche questo termine. Però anche lì ci devono essere elementi comprovanti questo. Sì, cioè non mera sensazione dei familiari o del paziente che ci sia stato questo tipo di lì non è facile. Non è facile, però spesso questo si può ricavare dalla documentazione clinica, perché se la documentazione, gli esami, le visite depongono per la necessità, in una situazione non chiarissima di diagnosi, depongono per la necessità di svolgere alcuni approfondimenti, e questi approfondimenti sono previsti dalle buone pratiche clinico-assistenziali e dalla capacità che genericamente si può attendere da parte del medico, perché è legittimo che il paziente pretenda di essere seguito e curato secondo quelli che sono i livelli di conoscenza tecnica e scientifica che sono riconosciuti e conosciuti nella dottrina. Quindi questi casi sono di facile esame da parte ovviamente del medico legale. L'altro aspetto legato alla colpa è quello riconducibile alla cosiddetta imperizia. L'imperizia si rileva quando
l'atto medico che doveva essere svolto non è stato eseguito con le dovute competenze e con la dovuta capacità. Spesso queste tre figure, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia, possono anche mescolarsi e concretizzarsi anche tutte e tre nello stesso episodio di condotta inadeguata. Spetta quindi al medico legale valorizzare e individuare quali sono questi profili che hanno condotto a un risultato che doveva essere diverso rispetto a quello legittimamente atteso da parte del paziente. Come dicevamo l'altra volta, la perizia, l'accertamento medico-legale e la perizia rappresentano l'elemento fondamentale per l'avvio di una pratica. Esatto. E l'avvio della pratica, ricordavo l'altra volta, determina subito la necessità di una scelta da parte del paziente cliente, che è quello di avviarsi per la strada del risarcimento civile oppure della denuncia penale. Ecco, però proprio per raccontare gli step, perché per voi sembra tutto quanto molto semplice, magari chi ci ascolta deve un po' capire sì, determinate procedure, eccetera. Facciamo un esempio, ecco, chiedo il supporto al dottore, facciamo un esempio concreto che può essere di aiuto per capire, e quindi gli step, come intervenire, dove una persona può ravvisare l'imperizia, l'errore, ci racconti un attimo, dopo riprendiamo un po' il filo del discorso. Sì, buongiorno a tutti intanto. Allora, diciamo che la procedura inizia così, che la persona presunta danneggiata per malasanità si rivolge a noi medici legali o direttamente o per il tramite di un patrocinatore o di un avvocato. Quindi vengono consigliati direttamente? Sì, esattamente, nel senso che, come diceva, è imprescindibile comunque esatto, che ci sia l'accertamento da parte del medico legale. Accertamento che è uno degli ambiti nella medicina legale più difficili, nella responsabilità medica è probabilmente il campo più difficile all'interno della medicina legale. La nostra attività quindi si svolge nell'iniziare ad esaminare tutta la documentazione sanitaria. Apro una piccola parentesi, a volte riceviamo telefonate di avvocati patrocinatori che ci chiedono in maniera così sommaria: mi può dare un'occhiata a questa pratica? Le occhiate non si danno, perché noi passiamo giorni e anche notti a volte con la lente di ingrandimento a studiare le cartelle cliniche, perché non è semplice leggere una cartella clinica, l'errore può essere anche nascosto, non balza subito all'occhio, per cui non esiste dare un'occhiata. È uno studio, è un'analisi molto approfondita, perché insomma dobbiamo noi dare la nostra interpretazione sull'operato di un collega e quindi dobbiamo essere sereni ed obiettivi nel fare questo, per cui diciamo che già questo è un presupposto errato nell'iniziare una pratica. Comunque noi iniziamo lo studio della documentazione sanitaria e rileviamo se ci sono degli elementi critici, potenzialmente critici. Abbiamo spesso necessità, secondo la legge Gelli-Bianco di cui accennavamo l'altra volta, è un obbligo ormai, di acquisire anche un parere da parte di uno specialista della materia, cioè se sto parlando di un caso di chirurgia generale ho bisogno di consultare un chirurgo generale. È un onere di legge oppure è una scelta discrezionale vostra? Allora, diciamo che per avviare la procedura non è un obbligo, nel senso che comunque non è indispensabile, però in sede di contenzioso, in sede di eventuale contenzioso, i medici nominati dal giudice saranno e il medico legale e lo specialista della branca. Quindi di conseguenza? Di conseguenza chiaramente bisognerà... È indispensabile avere un ruolo paritario, cioè sia medico legale che specialista per ogni posizione rappresentata in sede di giudizio, per cui la pratica per essere avviata necessita anche del parere dello specialista. Insomma. Si esegue la visita medica, si raccolgono tutte le informazioni dal paziente e si confrontano con quello che dice la cartella clinica, perché spesso quello che dice il paziente non è la stessa cosa che c'è scritta poi nella cartella clinica. Stabilire chi dei due non sia nel vero nel giusto, insomma, spesso è molto difficile, però chiaramente essendo la cartella clinica un atto pubblico di fede privilegiata, quello che è scritto nella cartella clinica fino a querela di falso rappresenta la verità, per cui insomma la cartella clinica è quello che poi in sede anche di contenzioso fa fede, per cui è quello a cui facciamo riferimento.
avviata questa procedura, è chiaro che anche dal punto di vista economico è un onere per il paziente, perché comunque il nostro è uno studio molto approfondito, per cui ci sono dei tariffari in uso, chiamiamolo fondo spese, per esaminare la pratica. Sì, uno non si immagini che così... ahimè, dicevo prima, le occhiate non si danno le occhiate, è uno studio che richiede veramente un impegno non trascurabile, per cui viene avviato in questo modo, con un fondo spese e per il medico legale e per lo specialista della branca. Se da questa analisi preliminare, da questo studio preliminare, emergono elementi idonei a proseguire, cioè emerge una colpa da parte del personale sanitario della struttura, allora si procede poi con la relazione, con la stesura di una relazione scritta, i cui onorari ancora una volta sono previsti da dei tariffari emanati dal Sindacato Italiano degli Specialisti, che anche degli ordini dei medici hanno recepito. E parliamo, ahimè, insomma, di cifre anche piuttosto importanti. Possono arrivare anche cifre piuttosto importanti anche in base a quella che può essere l'entità del risarcimento, così proprio come previsto da questi tariffari. Ma è importante dire questo perché altrimenti sembra che uno si rivolga a Anais della situazione anziché ad altri, o all'avvocato eccetera, e che poi le cifre lievitino così per opera dello Spirito Santo. Invece no, c'è un lavoro di professionisti, c'è la necessità di una consulenza dello specialista. Forse certi passaggi è bene precisarli perché non vengono sempre resi noti, diciamo così, alle persone che cercano di intentare causa in questi casi, no? Vittime chiamiamoli. Assolutamente, gli onorari prevedono un minimo e un massimo, chiaramente anche diversi da loro in base alla complessità del caso, perché chiaramente il caso composto da poche pagine di cartella clinica rispetto a quello dove c'è una storia da ricostruire di 10 anni con metri in altezza di cartelle cliniche, sì. Insomma è chiaro che è un impegno enorme e la retribuzione va di conseguenza, chiaramente. Infatti, quando ci sono dei tempi entro i quali, proprio per le vostre competenze medico-legali, per capire l'attendibilità di quello che è stato fatto, possono essere intentate queste cause? E quindi va richiesta la perizia del medico legale, cioè il prima possibile cioè ci sono dei tempi, perché a volte quando una persona si accorge di essere stato vittima di mala sanità, se non i casi peggiori, in caso di morte, c'è il momento in cui non riesce a ancora reagire, no? Quindi... Allora, questa forse è una domanda che andrebbe rivolta più al dottor Polato. Allora, le tempistiche previste dalle normative che regolano la materia sono molto semplici. Trattandosi di un rapporto di natura contrattuale, la prescrizione del diritto si matura col decorso di 10 anni. Ma sempre quelle? È sempre lo stesso. Però... L'unica differenza è che ai fini dell'accertamento medico-legale, come accennavamo l'altra volta, nel caso di decesso è assolutamente indispensabile disporre un esposto all'autorità giudiziaria perché vengano svolti quegli accertamenti che si ritengono necessari da svolgere sulla salma. Perché poi terminate le funzioni funebri e quindi con la sepoltura della salma, è chiaro che dopo bisogna procedere con un disseppellimento, che è una procedura che richiede e che prevede dei requisiti importanti. Non è che uno, perché ritiene che ci siano state delle cose che non sono andate correttamente, può pretendere che venga svolto il disseppellimento della salma. Quindi solo nei casi di decesso è opportuno inoltrare, se c'è un dubbio, qualche sospetto, è assolutamente consigliabile disporre un esposto all'autorità giudiziaria. Ritorno per un secondo sull'argomento che faccio. Allora aspetti, sì. Lei ritorna, però andiamo prima in pubblicità, così abbiamo tempo di tornarci con calma, visto che il tempo comunque c'è. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.